E dalla fontana divina Alunzium di San Marco d'Alunzio sta per uscire del buonissimo vino rosso. Noi siamo lo stand dell'accoglienza. Arrivano le persone, noi diamo i ticket per la degustazione di vini, le 4 cantine e la fontana divina. Auguriamo a tutti di divertirsi, di trascorrere una bella serata, trascorrere momenti felici ricchi di allegria. E qui cosa abbiamo? Qua abbiamo i cannoli della nonna Nena, sono cannoli fatti all'antica come li facevano i nostri nonni. Cosa ne pensi di questa serata? È una bella iniziativa. Allora, noi stiamo preparando il maccherone al sugo fatti con tanta passione e amore. Buonasera a tutti, è un piacere avervi qui a San Marco d'Alunzio. Noi siamo un gruppo di amici che ci divertiamo come tutti gli anni, tutte le manifestazioni siamo presenti, facciamo la solita patata spirale. Male con la benzina! Sei forte e vincerai, vincerai! Devo dire che la patata è bella! Spiedino di salsiccia, carne, castagne, lattupizzi che sono praticamente il pane fritto, la pasta del pane fritto. Poi abbiamo il buon vino di quest'anno, quindi un buon novello. Spiedini, non ce n'è. Vi aspettiamo. Cosa auguriamo a tutti? Una buona serata, divertitevi, grazie a Dio il tempo è clemente, quindi divertitevi. Grazie! L'ingrediente principale sicuramente è il vino, buon San Martino! È un evento spettacolare questo, buon San Martino a tutti e salute! Buon San Martino a tutti, divertitevi! Guarda le castagne! E guardate! Ma quante meraviglie ci sono stasera! Tantissime, c'è chi fa i maccheroni al sugo, noi facciamo la patata spirale, salsiccia, castagne, c'è anche la trippa, la fagiolata, le fave bollite, c'è tutto. Cosa chiediamo di più? Vino nuovo e botte piene. Patata spirale. Direttamente fritta con olio caldo. Ma guardate l'entusiasmo altissimo! Il segreto è proprio girarle di tanto in tanto per avere una patata croccante e gustosa e morbida dentro. Allora salutiamo tutti, salutiamo gli amici di Bella Sicilia! Viva San Martino, vino, eccolo qua, vino, la campana, corre, copri la bocca, di baci, per dirti quanto mi piaci. Ed ogni passo un'esplosione di sapori. La macina, lo stand della macina. Ci parli di questo piatto? Queste è una fagiolata, uno speck e peperoncino se si vuole. Poi abbiamo Oddio, basta perché così. Prego, ci parli di questo piatto? questi qua sono fagioli bianchi con lo speck e la fagiolata, la famosa fagiolata, perché se viene molto buona. Poi ci sono le fave bollite, peperoncino e olio, se volete assaggiare, perché si fanno bene. Come vengono preparate queste fave? Queste si devono mettere in ammollo 24 ore e poi si devono sbollentare. Poi
poi si condiscono. Questo è un piatto molto antico di San Marco. Salutiamo tutti. Grazie e buon lavoro. Ci troviamo alle cantine Mandrarossa. Si tratta di un'azienda siciliana che è nata nel 1999, si trova a Melfi e i cui vini sono frutto di una continua ricerca, innovazione, sperimentazione. In particolare la cantina oggi propone il suo frappato in terre siciliane, vendemmia 2022, un syrah e un urra di mare, 100% Sauvignon Blanc. Cosa deve uscire fuori da questa serata? Dopo il successo dell'anno scorso riproponiamo con molta forza e con molta convinzione San Martino nel Borgo, un progetto che abbiamo sposato e a cui abbiamo creduto fin dall'inizio insieme a tutti gli altri membri della squadra e che vogliamo portare sempre più in alto, vista come già abbiamo detto in più occasioni, visto come già abbiamo detto in più occasioni il grande legame che unisce San Marco d'Alunzio alla viticoltura e al vino in generale. Grazie, a più tardi, grazie. Cosa abbiamo qui? Abbiamo la pasticcia, le costicine, il pane fritto, il maccherone con sugo, la trippa, le ciambelle di patate di normale e pasta rossa. Ce n'è per tutti i gusti. Certo! Stiamo facendo le patatine fritte e queste vengono chiamate cucciuriette. E farina, e zucchero, cannella, alloro, arancia E basta, e poi si frigge. e si friggono. Questa serata è una bella serata. Ci sono tante persone. Siamo al sindaco Siamo al e alla sindaco, come amministrazione. dice mia cognata, all'amministrazione comunale. Ciao bella Sicilia! Ti presento i miei rosticini di agnello e la salsiccia di maiale. Buon San Martino a tutti da San Marco! Qua è la cantina Planeta. Questa sera abbiamo in degustazione 3 vini, abbiamo un bianco lavastro e un grecanico in purezza, poi abbiamo un rosé che è un syrah vinificato in rosé e poi abbiamo il Cerasolo di Vittoria che è il nostro DOCG, è l'unico DOCG che abbiamo in Sicilia, che è il Cerasolo di Vittoria. Cosa ne pensa di questa serata? La serata è una cosa molto interessante perché c'è un mucchio di gente e soprattutto è molto interessata anche al vino, a parte alle altre cose che si possono degustare, diciamo, ma il vino è molto apprezzato. Viva San Marco, e viva San Martino, che quando c'è il vino tutti i santi aiutano. E sapori ad ogni passo, anche tante dolcezze. Buonasera. Buonasera, In quale stand ci troviamo? Ci presenti un po' questi prodotti? questo è lo stand dello shopping center. Vi presentiamo i panettoni Fiasconaro di Castelbuono e anche dei prodotti tipici proprio qui di San Marco d'Alunzio come biscotti alla sugna, biscotti a vermouth, i biscotti al latte e poi il miele fatto qui a San Marco d'Alunzio e il vino liquoroso di Pantelleria. Un saluto a tutti gli amici di Onda TV e Bella Sicilia, vi aspettiamo! E continua il viaggio, in quale stand ci troviamo? Bukowski. Cosa offrite qui? Allora, noi facciamo hamburger di salsiccia e hamburger di vitello, poi crepe e basta. Allora, scaldiamo intanto il pane nella nostra piastra, dopodiché mettiamo a cuocere il nostro hamburger e i nostri formaggi, dopodiché si deve solo assaggiare. Buon San Martino! Di quel
questa serata ne penso bellissime. A San Marco mi piace venire perché sono affettuosi e bravi. E io vengo sempre. Penso che è stata bella questa serata, pure sistemata questa serata e mi è piaciuta. Buonasera amici di Bella Sicilia, buonasera Adriano. Buonasera a voi, ma qui cosa proponete? Oggi facciamo la pinza e i soliti panini con le panelle e cazzilli palermitani. È una splendida pizza nel nostro forno a legna nella moto Ada. Guarda che spettacolo Adriano. E allora amici di Bella Sicilia, oggi facciamo la pinza nel nostro forno a legna, il classico forno a legna diciamo. Una pinza davvero meravigliosa. Ora te la faccio pure assaggiare Adriano. Ma come si prepara questa pinza? Questa un po' di tempo ci vuole, 72 ore di lievitazione. Comunque il nostro maestro pure che ci dà una mano, Yuri. Buonasera e benvenuti. Maestro Yuri, ci parli un po' di questa pinza, di perché è così amata? Allora, perché è un impasto molto leggero che viene fatto con un prefermento all'interno e un blend di 3 farine. Con farina di riso, farina bianca e poi un'altra farina molto particolare che usiamo di nostra produzione. Il nostro forno è molto particolare e molto amato perché è una moto ape, come ben vedete. E la particolarità è che lo possiamo portare la nostra terra dappertutto, dove vogliamo. I nostri sapori sono in tutto il mondo. E quando si arriva in un luogo in moto ape, regalando anche delle pizze, sfornando queste meraviglie, la gente cosa dice? Sono davvero contento perché sono tutti contenti. Oltre alle fotografie, le domande, c'è un po' di tutto, veramente. La gente resta pure scioccata, è proprio un piacere. Parlateci di questo evento, cosa ne pensate di questo grande evento? Davvero bellissimo, veramente. È la prima volta noi che partecipiamo a San Martino del Borgo, ma già come sappiamo tutti San Marco è davvero il borgo più bello d'Italia. Non uno dei borghi, è il borgo più bello d'Italia. Oltre la gente molto accogliente, socievole e non fanno mancare niente, veramente. Noi è da questa mattina che siamo qua e senza mangiare siamo già pieni. Ciao amici di Bella Sicilia, spero di vederci il prima possibile in un altro evento meraviglioso come questo. Grazie! Grazie a voi, alla prossima. Ciao amici di Bella Sicilia e amici di tutto il mondo. Oh, che bello! Per Onda TV e Bella Sicilia noi facciamo un brindisi convinto perché fate una bellissima trasmissione, molto godibile ed è un'emittente molto conosciuta e diffusa. E tu sei un bravissimo conduttore. Grazie, grazie di cuore! Come si vede? E viva San Martino e viva San Marco d'Alunzio! E questo brindisi noi lo facciamo per San Marco, lo facciamo per Federica, per Bella Sicilia. Allora Adriano, queste 2 etichette invece sono di Cantina Montifeso, una tradizionale azienda a gestione familiare di Pedara, Catania, quindi si trova nei territori dell'Etna e infatti i vini rosso e bianco sono i vini prodotti da uve dell'Etna, quindi un paricante e un nerello mascarese. Siamo qui per dei vini della tenuta da Pitalà questa sera. È buonissimo.
Ci parli di questo vino. Il frizzante della tenuta da Pietralà, Bouquet, che è nato l'anno scorso, questo è il secondo anno. Praticamente è un blend di vini autoctoni siciliani. Ovviamente non vengono detti quali sono, non sono riportati in bottiglia, è qualcosa che l'enologo insomma decide di fare. Ogni anno comunque cambiano cambiano le percentuali a secondo quello che la natura ci dà. Per le altre bottiglie ci vediamo fra un po'. Ancora bene, ancora mangiare. Provenienza Menster. Salute! Salute! Siamo venuti da Messina perché non potevamo perderci questo evento che ci ha richiamato appunto anche dalla nostra città di Messina e ci ha interessati per gustarci dei buoni vini locali. Cosa ne pensate di San Marco d'Alunzio? È un gioiellino di paese veramente molto bellino, molto grazioso, molto ben curato. Ci sono un sacco, specialmente oggi, un sacco di stand dove assaggiare e degustare un sacco di vini del posto, come ha detto Enrico. C'è stata anche l'inaugurazione della fontana di vino, che è stata qualcosa di fantastico, mai visto. Quindi un gioiellino da andare a visitare in Sicilia sicuramente. Sì, cosa ne pensi di questa serata? Bellissima, siamo felici di essere a San Marco d'Alunzio. Salutiamo tutti, salutiamo, un saluto. Viva San Martino! Insieme a tanti amici. Vai, bevi. Vai. Però vado a fare un morire. Ed un saluto a tutti alla prossima edizione San Martino nel Borgo. Ancora dobbiamo bere. Nella Sicilia, guarda, fagioli e fave a coniglio. Cosa ne pensa di oggi? Parla forte, vai. Una serata spettacolare, un'organizzazione fantastica, un paese stupendo. Vado a comprarmi il portabicchiere. San Marco, viva San Martino, un bicchiere ogni mattina. Vai San Marco!
Ed arrivederci al prossimo video. Grazie a tutti per la cortese visione. Condividete il video e al prossimo appuntamento sulla pagina Facebook di Bella Sicilia. Ciao Adriano. Ciao. Salve. Amici di Bella Sicilia, vi dico veramente che sono soddisfatto, stanco, felice e soddisfatto perché c'è un mare di gente, ci sono tante persone che sono venute a trovarci dai paesi vicini, c'è il gruppo folk che sta riempiendo una piazza con musica e divertimento, c'è tanto cibo, c'è tanta voglia di stare bene insieme. E questo brindisi è dedicato a tutti voi che vi siete impegnati per aver creato tutto questo. Complimenti! Grazie.